un ragazzo nordafricano di soli 15 anni con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, resistenza e violenza pubblico ufficiale. Il giovane che ha confessato l'accoltellamento sabato sera di un 17enne friulano in Scala dei Giganti. La polizia lo ha fermato, è indagato di tentato omicidio e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Si trova ora in una comunità per minori. Si sono protratte senza sosta le indagini avviate dalla squadra mobile sull'episodio violento, l'ennesimo nella zona di Piazza Goldoni, avvenuto la sera di sabato della Barcolana, con la città invasa da migliaia di persone. È accaduto proprio qui, sabato sera un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato, si trovava in compagnia di un amico, anche lui da Cervignano, per godersi la Barcolana, poi è scoppiata la lite, poi il ragazzo ferito è riuscito a scendere lungo la scalinata dei Giganti e a raggiungere Piazza Goldoni per chiedere aiuto. Il ragazzo ferito, sanguinante per i fendenti poco prima ricevuti, era stato trasportato a bordo di un'ambulanza all'ospedale di Cattinara, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata in rianimazione. Le sue condizioni sono al momento stabili. Le indagini si sono avvalse delle testimonianze di chi era sul posto e delle immagini riprese dalle telecamere del circuito di videosorveglianza, che hanno consentito una sommaria descrizione dei due aggressori. Entrambi risultano già noti alla questura. Poco dopo la mezzanotte di sabato, uno dei due, un 18enne kosovaro gravato da numerosi precedenti, era già stato rintracciato nei pressi di Piazza Goldoni e condotto in questura, dove era stato confermato il suo coinvolgimento nella lite, sebbene il giovane abbia riferito di essere intervenuto per allontanare fisicamente i due litiganti. Nel pomeriggio di ieri il 15enne ricercato si è presentato in questura, confermando di aver accoltellato il giovane col quale aveva ingaggiato una discussione per futili motivi, per i quali sono in corso ulteriori accertamenti. Al vaglio della procura la posizione del 18enne kosovaro che ha preso parte alla lite.